Ottavo giorno. Santa Maria, regina della famiglia, ascolta il dramma della famiglia in crisi. La famiglia è chiesa tra le pareti domestiche, come quella di Nazareth, un santuario di esseri umani fatti di terra, ma ripieni di cielo infinito. Maria, che è donna e mamma di famiglia, ci insegna il valore profondo della comunione. Attualizzazione. Una bambina di 8 anni, in un piccolo componimento per la scuola, ha descritto così la sua famiglia. Nella mia casa ci sono 2 stanze, 2 lettini, una piccola finestra e un gatto bianco. Nella mia casa mangiamo solo la sera, quando il mio babbo torna a casa con il sacchetto pieno di pane e di pesce secco. Nella mia casa siamo tutti poveri, ma il mio babbo ha gli occhi celesti, mia mamma ha gli occhi celesti, mio fratello ha gli occhi celesti e anche il gatto ha gli occhi celesti. Quando siamo tutti seduti a tavola, nella nostra casa sembra che ci sia il cielo. Commento del Rettor Maggiore. Nella storia dell'arte cristiana non sono poche le rappresentazioni della Madonna ritratta mentre cuce o tesse, magari attorniata dal San Giuseppe alle prese con il suo lavoro e il piccolo Gesù impegnato ad apprendere l'arte del carpentiere. Le leggende devote si sono incaricate di informarci che la tunica senza cuciture, citata dall'Evangelista Giovanni nel suo racconto della Passione, era stata realizzata proprio da Maria e avere la caratteristica di crescere con il suo proprietario. Se questa pia credenza può farci sorridere, maggiore considerazione merita la verità di fede che il corpo umano del Verbo incarnato, del Figlio di Dio, è stato intessuto dalla Vergine Maria sul telaio del suo stesso grembo. Sappiamo bene che i soldati non ebbero cuore a distruggere quell'umile lavoro di sartoria che venne aggiudicato dalla sorte a un unico vincitore. E spesso quella tunica è stata evocata per indicare la chiamata all'unità dei credenti in Cristo. Ma non è meno vero che il sacramento del matrimonio può essere rappresentato in modo eloquente dalle vesti di Cristo indivisa e indivisibile. 2 sposi sono avviluppati da Gesù stesso in un unico vestito, perché non sono più 2, ma un unico essere. E la famiglia di Nazareth non era quella del mulino bianco. Il Vangelo ce lo testimonia chiaramente in Matteo 2 o Luca 2, ma Giuseppe con la sua obbedienza pronta, Maria con la sua franchezza interiore e il suo sì, il suo fiat, Gesù con la sua libertà grande al Padre e tutti e 3 con la loro capacità di custodire l'amore nel cuore, sono lì a ricordarci che ogni nodo familiare può sciogliersi in tela di unità. Riferimento salesiano. Don Bosco aveva forzato troppo le sue condizioni di salute. Una forte polmonite lo mise a dura prova. Don Borel gli somministrò l'estrema unzione. Fu il dramma dei 400 ragazzi dell'oratorio. Non avevano che quel padre. Speravano in un miracolo con tutte le loro forze. Don Bosco guarì.
Cercò con gli occhi i ragazzi e riuscì a dire: «La mia vita la devo a voi, ma siatene certi, d'ora innanzi la spenderò tutta per voi». La sua prima uscita fu un trionfo. Dal suo letto fu trasportato con una sedia sulle spalle dei giovani fino alla cappella della Tettoia Pinardi. Passò ai Becchi, un periodo di convalescenza accanto a sua madre Margherita e al fratello Giuseppe. Poi, dopo qualche mese, rientrò a Torino e con lui anche sua madre. Arrivarono distrutti dopo 40 chilometri di cammino a piedi. Un prete amico li vide e si stupì. «Ma voi siete matti? Dove andate? Come farete a vivere? Avete qualche cosa almeno questa sera?» «Dio provvederà, amico mio». Quel bravo prete, commosso, gli regalò il suo orologio. «Lo vedi? Dio ha già provveduto», gli disse dolcemente Don Bosco. Margherita entrò per prima in quelle stanze spoglie del primo oratorio, sorrise e disse: «Ai Becchi ogni giorno dovevo darmi da fare per mettere in ordine, spolverare i mobili e lavare le pentole. Qui non ho niente, riposerò». Quella sera madre e figlio si misero a cantare. La vecchia canzone popolare diceva: «Guai al mondo se ci sente, forestieri senza niente». Un ragazzo li sentì e fece partire il passaparola. Don Bosco è tornato. Testimonianze dal mondo salesiano. Ciao famiglia. Siamo Tere e Antonio, Salesiani cooperatori e membri di Hogares Don Bosco. sposati 39 anni fa. Abbiamo 3 figli e una nipote. Siamo privilegiati. Fin da piccoli ci è stato fatto il dono della fede. Il nostro cammino negli anni È stato nutrito da una formazione continua e da una comunità che ci ha aiutato a crescere. La vita è un dono e a volte diventa capricciosa. Non è sempre rosea. Anche le difficoltà hanno fatto parte della nostra crescita personale e cristiana. Attraversare un momento difficile e non vedere dove finisce è stato un segno per autenticare la nostra fede. Questi momenti di disagio sono stati duri. Il tempo sembra fermarsi. Disperazione, poca voglia di continuare, odio, risentimento. Ciò che non era previsto nei nostri piani ci si ritorce contro. Lungo la nostra strada, grazie a Dio, abbiamo avuto persone al nostro fianco e il viaggio è diventato meno doloroso. Maria, ausiliatrice, nostra madre, ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra vita. Ci ha donato la calma e la pazienza. Come donna e madre che ha sofferto di più, non si è lamentata. Soffriva in silenzio tutto il dolore che una madre poteva soffrire per il proprio figlio. E lei ha dato tutto per amore. Nelle difficoltà ci rivolgiamo a lei nelle nostre preghiere perché ci comprenda e ci aiuti a darci forza per poter superare i problemi con amore, fede e speranza, come ha fatto lei. Ci vediamo sempre con la famiglia. Affidamento a Maria. Accoglici sotto il tuo manto, o Madre, e facci sentire il calore della famiglia, di quella famiglia in cui il Signore è voluto nascere, quella famiglia che come le nostre ha affrontato difficoltà e sconforto. Aiutaci ad essere, come Chiesa, famiglia di famiglie, senza mai giudicare, senza mai dividere, senza mai allontanare, perché ogni famiglia possa essere specchio della tua.